Ci fermiamo tutti oggi, così hanno detto i geometri. Come vivete una situazione di questo tipo? Non lo so, ci ha fatto soltanto male e basta. Siamo tutti per guadagnarci qualcosa, però purtroppo Si può però perdere la vita. è vero, è vero. C'è grande sconcerto, Sì, grande, grande. tanto malessere. Sì, è vero, è vero. Posso? Non c'è voglia di parlare. Dobbiamo stare in silenzio e dobbiamo rispettare e basta. Non hanno voglia di parlare gli operai della Pedemontana. È grande lo sconforto, è troppo forte il dolore per la perdita del collega. Le maestranze escono con i furgoni dal campo base di Mason in silenzio, scuotendo la testa. Mi dispiace, veramente. Una tragedia. Sì. Mi dispiace veramente. Brutto, siamo maleduti. Andiamo. Scusate. Alle mie spalle vedete i camion, le ruspe che sono ferme, appunto, tutto si è fermato. Gli operai hanno poca voglia di parlare, dicono oggi bisogna fare silenzio, bisogna rispettare perché qui stiamo vivendo una grande tragedia. E venerdì davanti a questo cancello, a poche decine di metri dal punto in cui Gianfranco Caracciolo ha perso la vita, ci sarà un presidio organizzato dai sindacati. Il tema è quello della sicurezza, non è il primo incidente mortale che succede sui cantieri della Pedemontana. Un altro operaio è morto 2 anni fa a Malo durante la costruzione di una galleria. Un fatto drammatico, allucinante, impensabile. Una cosa che fa rabbrividire ancora e si ripropone drammaticamente il solito problema della sicurezza sui cantieri, di come lavorare in sicurezza, di come fare certe cose, è una cosa tragica. Io non ho neanche parole stamattina perché pensare che un ragazzo se n'è andato è allucinante. Il segretario regionale della UIL Veneto, Gerardo Colamarco, chiede la convocazione di un tavolo urgente con la regione proprio sul tema della sicurezza e dei controlli. E questo è il secondo morto che c'è in Pedemontana, perché qualche anno fa a Malo Sebastiano La Ganga aveva perso la vita e adesso è toccato a questo giovane lavoratore che insomma siamo molto dispiaciuti, siamo vicini alla famiglia.